grazie a tutta una serie di atti che sono stati compiuti, parlo innanzitutto di testimonianze assunte in loco, di analisi delle immagini delle telecamere ed altre attività tecniche che sono state poste in essere, si è riusciti a raccogliere una serie di indizi che sono stati ritenuti in primis dalla Procura della Repubblica e poi dal GIP rilevanti e concordanti nel senso dell'applicazione di una misura cautelare a carico della persona che si era resa responsabile del grave episodio delittuoso. È stato arrestato il ventenne residente nel Trevigiano che nella notte fra il 2 e il 3 luglio scorso aveva tentato l'omicidio di un minore bellunese accoltellandolo in spiaggia in zona Piazza Mazzini a Jesolo per futili motivi. Il giovane, che frequenta spesso la città, non ha precedenti e non era noto alle forze dell'ordine. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia. Il questore di Venezia ha disposto un modulo operativo del quale fa parte integrante la squadra mobile, oltre ovviamente ad altre componenti che riguardano il controllo del territorio, quindi le volanti e altri poliziotti fanno servizio in uniforme, che sicuramente va nella direzione di un effettivo incremento di forze presenti sul territorio. Ennesimo fenomeno violento che sta contraddistinguendo l'estate iesolana, ma che lascia perplessi turisti e residenti, specialmente alla vista di immagini come queste. Come potete vedere, questo signore in video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un negozio di Jesolo, sembra giri tranquillamente armato mentre fa shopping, quasi incurante di portare all'interno delle tasche dei pantaloni una pistola. Ma la criminalità di Jesolo non sembra sia aumentata, secondo il capo della squadra mobile di Venezia. Non si tratta di sottovalutare quanto accade perché noi impieghiamo il massimo delle energie, ovviamente, però oggettivamente io, dal nostro punto di vista, che ripeto, il punto di vista proprio dell'analista tecnico, quindi che lascia perdere qualsiasi altra metodologia di analisi, dico che io ecco, non registro proprio un incremento rilevante.